Sardegna rischia di pagare un tributo assai pesante in termini di contrazione del PIL, più di quanto non accadrà nelle regioni del centro-nord e del meridione in particolare. Lo scenario delineato dalla CNA in Sardegna, il blocco delle attività economiche per l'emergenza sanitaria, potrebbe avere ripercussioni gravissime, più pesanti rispetto al resto d'Italia. Nell'isola, con il lockdown di marzo e aprile, svaniscono almeno 3 miliardi, con un crollo del prodotto interno lordo pari a meno 9,6% rispetto al meno 9,1% del PIL nazionale. Ma se il blocco dovesse essere prolungato sino a giugno, secondo la CNA, si arriverebbe a 4 miliardi e 400 milioni. Il sistema economico sardo è molto fragile e il Covid ha avuto l'effetto di un ciclone. La maggior parte dei lavoratori bloccati, spiega l'organizzazione di categoria, è costituita da dipendenti con contratti a termine e partite IVA senza dipendenti, e poi settori trainanti come l'ambito turistico e il comparto dell'edilizia navigano a vista senza certezze sul futuro. Così la CNA chiede alla Regione di avviare una riflessione sulla ripartenza, sulla fase 2, quella della ricostruzione. Per far questo occorre, a nostro avviso, una cabina di regia partecipata dalle istituzioni regionali, dalle autonomie locali e dalle forze sociali e produttive.